Ma guardi, tutte le opere oggi non possono essere completate entro il 2026. Il ponte sullo stretto è un'opera industrializzata secondo un'ingegneria costruttiva tecnologicamente molto avanzata e potrebbe essere realizzato appunto in 4 anni dalla sua approvazione. Noi abbiamo un progetto che è già stato anche approvato da importanti organismi europei, dovrebbe soltanto essere perfezionato e potrebbe, come dire, dando la possibilità all'impresa aggiudicataria, la Webuild, di iniziare subito i lavori. Diversamente, tutte le altre opere invece che sono state finanziate in ragione del fatto che le opere stesse potrebbero finire nel 2026 non raggiungeranno mai questo risultato. Faccio un esempio: la Catania-Messina, il raddoppio ferroviario, ancorché le opere iniziassero l'anno prossimo, così come noi stiamo lavorando nel febbraio, dureranno 7 anni, quindi dal 2022 più 7 arriviamo al 2029 ed ecco allora dimostrata la carente motivazione di esclusione del ponte sullo stretto dal recovery plan.